Buongiorno belli! Allora ragazzi, oggi la mattina era iniziata nuvolosa, ma è uscito il sole. Comunque noi abbiamo deciso di farci un bel bagno alle terme. Caldo ovviamente. Ovviamente. Sentite le pecorelle. Eccole qua. Anche loro si vanno a fare il bagno. Allora, siamo sempre nel comune di Benetutti, dove ci sono delle terme libere romane e noi adesso le andiamo ad esplorare. Il primo tentativo di andare alle terme è miseramente fallito. Troppa gente ragazzi, visto che ovviamente è domenica, quindi ce lo dovevamo aspettare. A circa 700 metri di passeggiata dalle terme però c'è una bella chiesa da vedere che si chiama la chiesa di San Saturnino e è bello che io saluto i camperisti. Ma perché li saluti che stai per strada? Anche quando passeggio saluto i camperisti, ma ovviamente loro non possono sapere che siamo camperisti pure noi, però mi risalutano, quindi va bene. E quindi andiamo a vedere questa chiesa che è una vecchia chiesa cristiana che però è costruita su un sito nuragico. È termale. È calda. Acqua termale calda. Puzza? Bevi? No. Allora ragazzi, la chiesa è quella lì su, è veramente molto bella, solo che è praticamente inaccessibile perché è tutto chiuso qua intorno. Hai trovato un cappelletto da vecchio? Sei molto carino. La fortuna è dalla nostra perché abbiamo incontrato un pastore che ci ha aperto il cancello perché doveva venire a controllare le bestie e quindi con un po' di sfacciataggine abbiamo chiesto se potevamo entrare e ragazzi ci ha fatto entrare e stiamo proprio sotto la chiesa. È bellissima. Praticamente il pastore ci ha spiegato che è stata costruita sopra un nuraghe e che ogni tanto viene aperta per alcune ricorrenze. Ad esempio 15 giorni fa una coppia ha festeggiato i 50 anni di matrimonio e l'hanno festeggiato qui. Sono perfette per chi soffre di riniti, di asma, di sinusite, quindi per noi è top proprio. Bomba, approvato. Bellissimo. La situazione del pranzo è veramente drammatica oggi. Oggi veramente si mangia come la gente dice, i camperisti mangiano solo scatolette, perché in effetti abbiamo finito tutto, quindi ci aspetta il riso lesso con una bella scatoletta di tonno e poi ci abbiamo aperto un patè d'olive e dei formaggini, raga, una tristezza inverosimile. A me sembra buono. Ti sembra buono? Quindi direi che adesso pranziamo e poi si va a fare spesa a tutti i costi perché davvero non abbiamo più nulla. Che dice? Per me è spettacolare, guarda. Queste cose dei mischietti così mi fanno impazzire. Vabbè, l'aspetto non è proprio dei migliori. Senti il profumo. Magari con un goccino d'olio di casa migliora la situazione. Ok, spesa fatta,
adesso dobbiamo avere l'accortezza di eliminare il più possibile gli imballaggi, perché qua in Sardegna è difficile trovare i cesti dell'immondizia e quindi li buttiamo fuori dai supermercati dove ci sono i secchi appositi della differenziata. Mi scusi? Può aprire? È occupato. È occupato! Sono le mucche. Ciao. Ti riconvisto. Ma che te guardi?